L'elenco dei danni si va via via aggiornando, i comuni in queste ore stanno completando le stime. Il timore dei sindaci è di riuscire ad affrontare le spese esorbitanti causate dalla mareggiata. L'indomani di questo battage pubblicitario che abbiamo avuto e tutto, ci sono i sindaci che devono dare delle risposte, perché quando finirà poi il Festival della Comunicazione, quindi penso che finirà fra una settimana, poi ci saranno i sindaci soli con i propri cittadini a spiegare che il finanziamento non è arrivato o forse arriverà. Bagnasco oggi sarà alla Camera a relazionare sulla richiesta di sblocco del patto di stabilità, ma c'è anche una seconda proposta lanciata ieri al sottosegretario Giorgetti e condivisa da altri sindaci del territorio. Trattenere l'IMU, ad esempio, che noi versiamo, sapete benissimo che noi la versiamo al governo centrale, e per un anno trattenerla sul nostro territorio. Questa potrebbe essere un'altra soluzione, sempre per dare delle risposte immediate. A Portofino intanto è arrivato il gas, si cerca di tornare alla normalità, sebbene in molti abbiano lasciato il borgo. Il nostro sogno amministrativo era di cominciare a ripopolare Portofino. Eravamo arrivati a un punto di poter quest'anno programmare una stagione invernale un pochettino più consistente, dopo gli anni precedenti già di incominciare a invogliare le persone a venire e le attività a stare aperti. Purtroppo questa è un po' la mia paura, no? Io adesso tutte le mattine sono sul porticciolo, quando partono con le valigie mi viene un pochettino da piangere. L'allarme dei sindaci è naturalmente per l'occupazione stagionale. Si dice che il completamento della provinciale 227 potrebbe essere ultimato entro Pasqua 2019, ma per alcune attività e per tanti lavoratori potrebbe essere troppo tardi. C'è un'incognita per la Pasqua 2019 per gli alberghi di Portofino, che loro hanno una pianificazione di assunzioni di 230 persone a marzo. Sì. Ora come ora non sanno se apriranno o non apriranno.